È tempo di riforme strutturali per il sistema economico nazionale se vuole anche avere un ruolo nel quadro europeo e non essere solo il paese con il maggior debito pubblico. Servono riforme per dare spazio e prospettive ai giovani più penalizzati da pandemia, crisi economica e mancanza di adeguata programmazione. I fondi del PNRR sono un'opportunità, anche se l'Italia ha voluto accedere non solo alla parte di sussidio, ma anche di debito da restituire. Temi affrontati a Padova durante un convegno che ha voluto delineare il Veneto che verrà, sottolineando la funzione delle banche di credito cooperativo. Un ruolo fondamentale perché questo serve a far sì che questa ripresa che c'è stata e ora purtroppo rallentata dalla crisi energetica possa diventare una crescita duratura, sostenibile e soprattutto inclusiva. Poi ha lanciato anche un suggerimento, quello di sottoscrivere il MES. Sì, questo secondo me dovrebbe essere una cosa che il governo Meloni dovrebbe fare subito, tanto lo dovrà fare, siamo gli unici paesi insieme alla Germania che non abbiamo ancora ratificato una riforma del MES che significa dare a questo istituto un potere in più in caso di crisi bancaria. Ecco, secondo me ratificarlo, lo doveva fare il governo precedente, ancora non è stato fatto, darebbe alla Meloni una iniezione immediata di credibilità e di positività ai tavoli europei. L'occupazione femminile è la leva perché più donne sul mercato del lavoro significa più PIL, meno disuguaglianze e invertire la curva demografica. Mi sembra che questo governo abbia la natalità al centro dell'agenda, infatti è un nome in più che abbiamo ai ministeri, dovrebbe spostarlo dal Ministero delle Pari Opportunità dove non c'entra nulla perché le donne devono avere pari opportunità sia con figli che con senza, e invece la natalità andrebbe associata al Ministero del Lavoro. E bisognerà invece cambiare prima di tutto culturalmente e poi di conseguenza anche tecnologicamente, ma direi che la tecnologia discende a cascata dalla scelta culturale, non il contrario come invece qualche volta si tende a pensare. Quindi la prima cosa da fare è immaginare che un mondo senza combustibili fossili è possibile. Il governatore ha citato l'idea di introdurre dei fondi che riguardano anche start-up innovative, start-up che riguardano i giovani. Abbiamo colto durante queste giornate come uno dei segmenti più colpiti dalla crisi sia proprio quello dei giovani. Noi abbiamo dato al governatore la nostra disponibilità, credo che ne uscirà senz'altro qualcosa.